Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto per quanto riguarda questa puntata speciale del nostro spazio informativo dedicato alla politica con Mixed, già collegato con noi dal suo studio di Udine Enzo Cattaruzzi, al quale do il più cordiale saluto per quanto riguarda l'ora, visto che siamo già nel buio. Dunque buonasera Enzo. Ciao, buonasera a voi e a tutti. Allora, cominciamo subito perché ci sono tante novità, no? Soprattutto ci sono problemi per quanto riguarda le liste, in particolare degli altri partiti, perché se Fratelli d'Italia ha il traffico da un po' dappertutto e non sa chi deve eliminare, dalle altre parti invece si sta cercando candidati da inserire dentro in vista delle elezioni, sia per quanto riguarda la regione, sia per quanto riguarda i vari comuni che andranno al voto, no? Ma soprattutto Udine ha registrato una serie di scavalcamenti da sinistra a destra impressionanti, gente che aveva una fede, diciamo così, comunista, ha abbracciato subito Fratelli d'Italia, poiché insomma stanno succedendo cose abbastanza eclatanti in sostanza, no? Comunque, tornando alla regione, che è la cosa più importante in questo momento, non che Udine non lo sia, ma lo prenderemo in considerazione quando saranno le liste già depositate, mentre per quanto riguarda la regione noi possiamo dire che sia Fedriga che il maggior competitor così sulla carta dato, no? Morettuzzo, stanno affinando poi i programmi. Noi non sappiamo ancora i programmi di Morettuzzo, potremmo anche in qualche modo così immaginarli, ma sappiamo che Fedriga per esempio è veramente in un tour de force dove sta presentando insomma quello che ha fatto. Ecco, adesso non so se perfetto, il collegamento perfetto. è ripreso, sì, si È vede ripreso. che Ci siamo un attimo fermati. C'era un boicottato. In attesa di vedere questi programmi, io direi che ci sono 4 suggerimenti in maniera molto sommessa, molto tranquilla, umilmente, no? Perché abbiamo dei temi che dovrebbero coniugare sia l'ambiente con una decisa azione che comunque soprattutto affondi nel settore agricolo con nuove pratiche ecologiche e soprattutto a vantaggio di tutti i nostri prodotti, cioè noi siamo un punto veramente cruciale in questo momento, e anche il mercato del lavoro, cioè il comparto primario deve darci una mossa ancora di più, perché deve. Ecco, riprendo io nuovamente dallo studio. Oggi si vede che abbiamo un po' dei problemi per quanto riguarda il segnale. Comunque ti risento di nuovo Enzo, puoi continuare. Si sa benissimo anche per quanto riguarda la sanità è un problema anche nazionale, manca il personale, manca la formazione del personale e qui evidentemente è un punto dolens, anche se io ritengo ancora che la nostra regione sia ancora tra le migliori d'Italia nonostante tutto. Qualcuno non sarà d'accordo perché soprattutto quelli che vanno al pronto soccorso, però c'è da dire che al pronto soccorso si va anche per un mal di testa, un mal di gola, quindi dovremmo un momentino stare anche attenti prima di fare tante critiche. Certamente manca personale e la questione è da rivedere. Poi c'è la questione della riforma degli enti locali, trasferimento un po' di deleghe. Adesso mi pare che la pista delle nuove province si sta un po' raffreddando perché anche dai dibattiti che vedo sui giornali, gente che era prima proprio sicura di voler di nuovo le province sta un po' rallentando, ma mi pare che la maggioranza attuale di governo e la maggioranza regionale vuole di nuovo le province e probabilmente le vorrà non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Poi c'è una questione, diciamo così, la questione delle questioni, in sostanza. La stagione della riforma parte sempre, poi a un certo punto si ingrippa, però noi dobbiamo avere una regione fortemente digitalizzata e questo mi pare che lo sta facendo. Però la burocrazia, una sburocratizzazione ci vuole. Cioè il cittadino è preso da 1000 problemi, soprattutto dopo la pandemia ci sono anche altre questioni
e quindi io penso che un punto di riferimento le varie coalizioni lo devono avere su questo, perché il cittadino vuole dei servizi semplificati, non vuole ha già la vita complicata. Internet può anche favorire questo, quindi io penso che quando ci saranno questi problemi, speriamo anche di averli ospiti nelle nostre trasmissioni per capire effettivamente dove vogliono andare a parare. Poi c'è il terzo polo che comunque sta acquisendo qualche risultato. Abbiamo visto che il candidato è Maran, quindi sa che non sarà eletto, però sa benissimo che questo è un viatico che li porterà cercando di arrivare in doppia cifra, no? E quindi insomma è anche qui un aiuto. Certamente il centro-sinistra è fortemente in crisi in questo momento e pare che in lista vadano tutti, anche i big, per poter portare acqua alla coalizione centro-sinistra. Ecco. Senti, ma secondo te in particolare per quanto riguarda il centro-sinistra, no? Ma ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, ma stranamente quando io e te parliamo, poi non so per quale motivo, la stessa cosa le riportano il giorno dopo anche nelle TV nazionali. Si vede che qualcuno intanto spia e guarda quello che facciamo. Vabbè, insomma, perché ascoltano soprattutto ascoltano il buon Cataruzzi. Dicevo, questa lotta intestina interna per quanto riguarda anche le primarie, no? A livello nazionale del PD, dove si sente Bonaccini dire una cosa e la Schlein dire un'altra, ma soprattutto sembra più che una competizione interna, sembra quasi una battaglia politica per quanto riguarda due partiti che si sfidano, due coalizioni, per capire chi andrà al governo e chi andrà all'opposizione, no? Questa è la sensazione. Questa è una peculiarità della sinistra che si divide sempre quando arriva alla meta, e di solito vuole sempre avere un papa nero, un papa esterno, per mettere d'accordo tutte le fazioni in sostanza, no? E comunque mi ha impressionato Bonaccini, che è venuto a Udine e ha fatto una dichiarazione abbastanza pesante, nel senso dice: noi potremmo anche farcela anche se Fedriga è favorito, quindi come dire, cerchiamo di arrivare ai buoni secondi, insomma, ecco, quindi non è che proprio ha dato una strigliata come qualcuno se l'aspettava, ecco. Quindi buon Moretuzzo dovrà sicuramente girare come una trottola e comunque far vedere le buone intenzioni, perché non basta, noi sappiamo che cioè non basta essere autonomisti e friulanisti, perché l'autonomia, come io ho sempre sostenuto, è proprio la parola stessa, non è né di destra né di sinistra, quindi sposando una fazione all'altra, in qualche modo, tra virgolette, si sporca un po' l'autonomia, ecco. Senti, nel 98, anzi subito dopo, insomma, comunque 98-99, il Friuli Venezia Giulia fu praticamente la base di quella che oggi viene chiamata l'area del Polo delle Libertà, la Casa delle Libertà, come fu chiamata all'epoca, quando praticamente si propose un unico soggetto sotto forma di vari partiti, ma una coalizione unica di centrodestra chiamata allora il CDL, no? Il Friuli Venezia Giulia in un certo senso diventa una sorta di laboratorio per quanto riguarda il centro-sinistra, con questa alleanza, no, tra il PD e il Movimento 5 Stelle, e insieme all'ex area della sinistra, quella che si vede oggi coi Verdi e ex Leu, insomma, e via cantando. Secondo te è un laboratorio che potrà durare anche per le prossime elezioni, oppure c'è il rischio che la spaccatura, in caso di risultato negativo, si materializzerà praticamente il giorno stesso in cui ci saranno i risultati? Ma io penso che adesso i 5 Stelle sembrano un po' più attrezzati dal punto di vista politico e delle idee, che comunque uno può condividere o meno, ma comunque ci sono delle idee base che vanno avanti, mentre diciamo così, la parte preponderante o ex preponderante della sinistra, cioè il PD, sta ancora cercando un po' una soluzione. Io credo che il PD avrebbe dovuto comunque fare un accordo con il terzo polo per cercare di competere, no? Perché un conto è arrivare a 44 a 39, è un conto arrivare 44 o 54 a 29, insomma, no? Perché poi si fiaccano anche le prime linee. Quindi se hanno cercato di dare così di fare un progetto per il futuro, dovrebbero in qualche modo fare un laboratorio molto più largo. Certamente dipenderà molto anche dal leader nazionale che uscirà. Io penso che se Bonaccini uscirà, come io credo,
ce la faccia, sarà un buon competitor, perché sarà qui sicuramente in queste zone a fare campagna elettorale. Lo sappiamo che è stato anche lui coordinatore delle regioni italiane e viene dalla regione molto potente, e quindi in qualche modo potrà dare una mano, che sarà una bella gara. Penso comunque che devono rimanere su un piano, il piano della concretezza, perché gli slogan ormai non fanno più spavento a nessuno e non danno nessuna, anzi allontanano la gente dalla politica e soprattutto chi deve andare in lista. Tu hai detto bene prima che mentre il centrodestra, soprattutto Fratelli d'Italia, non ha questo problema, addirittura abbiamo visto che anche un autorevole ex democristiano a Udine è passato o sta passando con le liste di Fratelli d'Italia, con Federica, comunque sia sotto il centrodestra, abbandonando, diciamo così, il centro-sinistra. E poi abbiamo visto anche altri che di fede, diciamo così, marcatamente comunista stanno passando nelle file di Fratelli d'Italia. Quindi veramente senti, un giorno, se permetti un gergo sportivo, un giorno quando Georges Weah giocava ancora nel Milan, fu intervistato a controcampo alla prima di campionato e disse: io sono tifoso della Juventus da quando ero bambino, no? Molti si misero a ridere, però il giornalista gli disse: ma guarda che tu alla Juventus hai segnato però dei gol. E lui ha detto: sì, ma io sono del Milan, il Milan mi paga, sono un professionista e come tale lo faccio. Poi quando è finita la partita torno a tifare Juve, chiaramente, però davanti all'obulo io faccio il mio lavoro, ecco, questo è il discorso. E in certi casi si può usare questo concetto proprio per capire magari alcuni passaggi di alcuni esponenti che magari fino a ieri erano da una parte, oggi si trovano dall'altra e viceversa, no? Ecco, io concludo questa diretta dicendo questo, raccontandoti un aneddoto. Mi ricordo che l'ex presidente della giunta regionale, l'avvocato Vinicio Turello, che aveva delle peculiarità molto importanti, perché insomma dopo essere stato presidente della provincia di Udine, insomma era una persona molto, tra virgolette, filona, no? Mi fermò un giorno e mi disse: senti Cataruzzi, ti dico una cosa, prendi nota, nel 2000 ci sarà solo una politica di lobby, poi vediamo. E difatti si sta manifestando un po' questa profezia, tra virgolette, dell'avvocato Turello, perché evidentemente c'è una politica di lobby, quindi o destra o sinistra c'è una politica di lobby veramente che è marcata in questo momento. L'importante, dico, che nelle lobby vadano gente competente, che sia gente che lavori e che non vada solo a scaldare la sedia per prendere l'indennità, che è abbastanza alta, come dire, qualche disoccupato va dentro, lo prende perché magari ha qualche consenso, ma poi alla prova dei fatti sono costretti a chiedere esterni in giunta, eccetera. Questo non andrebbe molto bene, insomma. Ecco. Bene, grazie Enzo come sempre per la tua puntualità e soprattutto per gli aggiornamenti che ci dai a livello minuto per minuto, possiamo dire, perché ormai siamo agli sgoccioli per quanto riguarda le elezioni, soprattutto la composizione delle liste. Io direi che ci diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana con ulteriori novità e, come dico sempre, state con noi perché quello che abbiamo detto oggi può essere smentito fra 5 minuti, no? Ma di solito viene confermato. Ecco, questo, nel senso viene smentito al contrario, come si dice in questi casi. Vabbè, ma comunque ecco, si sa perché politica, magari quelli insomma... che dicono no, non è vero, Cataruzzi dice delle cose, poi invece per la fine la realtà è quella, no? Vabbè, ma è chiaro che ognuno fa il gioco delle parti in questo momento, bisogna anche smentire per non scoprire le carte, insomma, no? Ma insomma, certo. Qualcuno anche le scopre che prima e qualche soffiata ci arriva, ecco, in sostanza. Va bene, grazie, buon proseguimento di giornata e di serata per quanto riguarda il nostro Enzo Cataruzzi. Un ringraziamento anche ai nostri amici vicini e lontani per questa puntata di Mixed. Chiaramente l'informazione su Friuli TV continua con gli aggiornamenti in cronaca sul nostro sito friulitv.net, come si dice nella lontana provincia dell'impero. Mandi e alla prossima. Mandi. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.